Flaviano Pampagnin, 63 anni, imprenditore calzaturiero di Fossò con una fabbrica nella città rumena di Timisoara, sta lottando tra la vita e la morte dopo essere stato picchiato per strada dopo un banale incidente da un giovane di 27 anni che è stato già arrestato in Romania. La notizia, battuta in Italia dal sito online del Gazzettino, campeggia sulle prime pagine dei quotidiani romeni che descrivono la situazione come disperata. Pampagnin sarebbe in coma irreversibile da mercoledì sera, quando è stato ricoverato all'ospedale di Timisoara. La dinamica è surreale. Pampagnin avrebbe urtato nel traffico l'auto del giovane rompendogli lo specchietto. Visto che era di fretta, l'imprenditore ha però dato i suoi estremi, invitandolo a regolare il tutto il giorno successivo nel suo ufficio, ma il 27enne avrebbe detto di non fidarsi, si è infilato nell'auto e ha iniziato a picchiare selvaggiamente Pampagnin, che ha perso i sensi e nel trambusto ha messo in marcia la macchina che senza guida si sarebbe schiantata contro due auto in sosta. Pampagnin non si è più ripreso, il giovane è in stato di fermo per 30 giorni, come spiegano i quotidiani romeni. Flaviano Pampagnin, che ha due figli, vive da molti anni a Timisoara, dove ha una fabbrica di scarpe, la SC Bramito SRL. Secondo i familiari le sue condizioni sono disperate.